Buongiorno e ben trovati all'edicola dell'11 maggio qui al nostro TG Plus, le news. Vediamo, partendo dalla Nuova di Venezia e Mestre, la provincia di Venezia, conto in rosso delle IPAB, il consorzio è a rischio. Prendiamo i titoli locali verso lo scioglimento della società composta da Mirano e Dolo, mentre Chioggia è già uscita in attesa della riforma. La situazione si fa sempre più incerta per le case di riposo. Nella fotonotizia andiamo a Jesolo, i bus turistici a Jesolo bloccano il traffico, proteste. Il sindaco dice in arrivo il divieto per tutta l'estate, la siete cercata e bisognava farla. Poi altre cose, notizie di spalla, Brugnaro insiste, stadio e palasport sono necessari, poi a Portogruaro scontro fra auto, gravissimo, 18 anni, altri 2 feriti. Altre notizie, trovata morta Virginia von Fürstenberg, nipote di Agnelli, questa è una notizia che troveremo anche in altri giornali, un liquido marrone vicino a Padre Pio, lettera al patriarca. Sul Gazzettino invece il Veneto stringe i tempi e visite mediche più brevi, e Francia e Spagna contro l'Italia. Insomma, adesso anche la Spagna, Parigi attacca sui migranti, Madrid sul lavoro, Meloni regolano i conti interni italiani, inaccettabile. Avanti così, non finisce mai questa cosa. Parte il treno che vola a 1223 km orari. Questa è una notizia che troviamo anche sul Corriere del Veneto. Poi vedete che anche qui università, scontro tra ministri e caro alloggi. Oggi un po' i giornali hanno quasi tutti le stesse identiche notizie. Treno ipersonico, primo appalto, lo scrive il Corriere del Veneto, del CAV 4 milioni. Leonardo, per studiare la fattibilità, Zaia dice che è avvincente, lui ci tiene sempre moltissimo a queste cose. Affitti alle stelle, la protesta delle tende arriva a Padova. Vedete che la notizia è la fotonotizia che vediamo anche in molti altri giornali. In vendita i palazzi Grandenigo e Ziani, e sotto la foto di Virginia Fürstenberg trovata morta in un albergo. E anche qui poi c'è l'allerta meteo, rischio frane e allagamenti, bisognerà stare attenti, e le liste d'attesa sospese, oltre 200.000 visite. Andiamo a dare un'occhiatina veloce anche a Notizie Plus, cadute al giro per Vendrame, domani decide se ripartire, vari incidenti, Romea Auto finisce fuori strada, Vigonovo finisce con l'auto nel fossato. Queste sono le notizie della provincia di Venezia per per la nostra edicola di questa mattina. Sapete che noi curiamo tutte e tre le province. A domani.